Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Un saluto a tutti i radioascoltatori, a tutti i telespettatori, da Radio Conegliano Veneto Globe. Oggi riprendo l'argomento dello scarabocchio che avevo già iniziato all'incontro precedente. Lo scarabocchio, che è il primo segno, il primo tracciato, la prima scrittura, se vogliamo, del bambino, che con l'uso di una matita, di una penna o di qualcosa, trova istintivo, tramite appunto l'uso della sua mano, più o meno impedita. È importante capire l'impugnatura del bambino. Se l'impugnatura del bambino è spontanea, naturale, è un segnale particolarmente importante per l'equilibrio fisico-psichico del bambino stesso. Quindi teniamo in considerazione che se il bambino naturalmente impugna la penna o la matita o il pennarello che voi date lui per fare questo tracciato, è già un buon segnale. Quindi io invito un po' tutte le mamme a fare attenzione a questo tipo di atteggiamento del bambino. Il bambino con lo scarabocchio adotta un linguaggio, si rivolge alla sua mamma soprattutto, al suo papà, alle figure genitoriali e trascrive qualcosa, trascrive una sua condizione, una sua emozione. Tutto questo parte dal gesto, che è la parte intenzionale dello scrivere, che poi diventa una traccia, un tracciato. E qui c'è il controllo, c'è una certa fluidità, assume una forma a seconda dell'età. I primissimi segni possono essere molto ravvicinati, possono essere angolosi, oppure possono formare già dei piccoli cerchi più o meno sicuri. Anche questo è un segnale importante. Se il tracciato è un tracciato angoloso, con tratti molto ravvicinati, molto incisi, quindi con una forte pressione, questo ci dimostra la condizione, il rapporto che questo bambino, parliamo attorno all'anno e mezzo, ai 2 anni e 2 anni e mezzo, ha nei confronti della figura materna. Dimostra la condizione del momento. Quindi non si allarmino le mamme se vedono dei tracciati molto forti, molto ravvicinati e angolosi e un po' ostili. È la situazione del momento. Comunque è opportuno che ci sia un primo controllo, cioè di capire quali sono le esigenze della dimostrazione di affetto da parte della mamma nei confronti del bambino. Dove si colloca questo tracciato? Lo abbiamo già visto la volta precedente, ma ve lo riporto perché poi continuerò dallo scarabocchio a parlare del primo disegno, di come si compone il disegno. Tendenzialmente il bambino si colloca al centro del foglio, ha un atteggiamento molto egocentristico. Se si dovesse collocare in posizioni diverse, è importante che noi andiamo a capire dove esattamente si colloca. Se si colloca in alto del foglio, sulla destra, vuol dire che anche qui c'è una ricerca di evasione, di uscire un po' dalla propria figura. Se si colloca nel fondo del foglio, anche qui c'è uno stato di timore, quasi di sottomissione. Quindi, se il bambino si colloca con lo scarabocchio al centro, possiamo dire che è naturale questo suo egocentrismo. Tutto il mondo viaggia attorno a lui è dipendente dalle figure genitoriali, ma comunque dall'ambiente che trova attorno. E dall'ambiente appunto deve essere accettato e dimostra il suo primo linguaggio. Riprendo gli argomenti dal libro di Evi Crotti, che è una pedagogista, una grafologa, è stata allieva di Girolamo Moretti, e da Alberto Magni, che è uno psicoterapeuta. Hanno scritto un interessante libro di come interpretare gli scarabocchi.
Libro che io consiglio un po' a tutti i genitori, perché ci sono delle indicazioni ben precise che possono dire lo stato, la condizione del bambino e di come il bambino si relaziona nell'ambiente alle figure genitoriali. Evi Crotti scrive appunto in questo libro come sia importante lasciare che il bambino inizi a scrivere con la mano che sceglie, quindi non costringiamo, come si faceva nel passato, a scrivere forzatamente con la mano destra. Lasciamo che il bambino si eserciti con la mano che sceglie. Qualsiasi costrizione impedirebbe la spontaneità e quindi, mancando la spontaneità, non arriverebbero quei segnali, quelle comunicazioni corrette che ci fanno capire come il bambino si trova nell'ambiente. La pressione potrà essere forte, se il bambino ha sicurezza di sé, quindi è molto incisiva, oppure leggera, delicata, se il bambino ha una certa sensibilità. Abbiamo visto il cerchio che proietta, se vogliamo, la sua prima immagine, si avvicina quindi alla figura della propria testa, del proprio volto. L'angolo esprime tensione ed è particolarmente importante capire se ci sono all'interno di questi scarabocchi dei puntini, dei tratti puntiformi. Il tratto puntiforme, dice Crotti, sottolinea la condizione emotiva, l'emotiva che è molto sollecitata e suggerisce alla mamma che qui ci può essere il timore di abbandono. È come un picchiettare per chiedere aiuto, come picchiettare la porta per poter entrare nell'ambito affettivo, soprattutto della figura materna. Se il tracciato è fatto a forma di gomitolo, questo indica paura, quindi c'è quasi l'esigenza di un ritorno alla condizione di quando era nell'utero materno, quindi si avvolge e si protegge. Dallo scarabocchio, attorno ai 4 anni, il bambino inizia a perfezionare questo segno con un disegno. Quello che cercherà di fare è raffigurare se stesso, la propria persona. Quindi darà molta enfasi al volto, troveremo delle teste particolarmente grandi, sproporzionate. Sarà completamente assente il collo. La figura ricorderà un po' il girino, quindi questa grande pancia, se vogliamo, questa grande testa e delle leggerissime braccia e leggerissime gambe. Andrà a sottolineare nel volto, nella figura, ciò che ritiene particolarmente importante. Ecco, io per darvi un aiuto, come la volta scorsa avevo presentato degli scarabocchi che mi aveva fatto una bambina di 3 anni e mezzo, figlia di miei amici, dove con un suo linguaggio, perché attorno a questa età si parla anche, e si attribuisce a un certo scarabocchio una figura. E questa bambina si era messa al centro del foglio, dando più enfasi, e ovviamente la bambina in questo caso non dice io, dice il suo nome, Alice. Nello scarabocchio successivo, che è molto più completo, quindi ha dei tratti come un gomitolo però allargato, lei dice di aver raffigurato la figura materna. La terza figura, un po' disordinata, non ha un nome preciso, ma quel che è interessante è capire che il tracciato, lo scarabocchio più basso, meno completo, dice essere il papà. Quindi una figura non ancora presente, una figura lontana che viene alla fine, viene per ultimo. Arriverà più tardi con il disegno dove la bambina, soprattutto la femmina, darà particolarmente enfasi. Potrà mettere la barba, se il papà ce l'ha, gli occhiali, il berretto, darà particolare importanza attorno ai 4 o 5 anni a questa figura paterna. Allora, così come ho visto lo scarabocchio, ho trovato, e vi faccio vedere,
particolarmente interessante una fotografia che ho trovato tra le mie vecchie foto. Una foto che nel retro porta una comunicazione. Ecco, qui ovviamente la scritta non è mia, qui avevo 4 anni, poco più, e quindi allora, a quell'epoca, siamo negli anni 50, nel 52, si imparava a scrivere soltanto nelle classi elementari. Ma sicuramente mio è questa figuretta in fondo. Anche qui è l'uomo girino. È particolarmente interessante perché la testa è grande, gli occhi, la bocca sono particolarmente grandi. E quel che è significativo è che ho dato molta enfasi alla capigliatura, proprio girando, rigirando costantemente, quasi a far vedere che ci sono i capelli. E questo perché? Ho cercato di riflettere e credo di non sbagliare, in quanto mia madre, prima di fare le fotografie, la foto che poi avrebbe mandato a mio padre che lavorava all'estero, mi portava sempre dal barbiere e c'era una particolare cura e attenzione nella capigliatura. Credo quindi di aver assorbito questo suo timore di non essere all'altezza e quindi di aver dato nel disegno una particolare enfasi appunto alla testa, ma alla capigliatura. Con questo abbiamo visto quindi come il bambino è particolarmente importante a far vedere all'adulto ciò che anche l'adulto desidera. È una comunicazione, il linguaggio verbale è ancora particolarmente ridotto, impacciato, ma il disegno è un'ottima comunicazione. Ed è per questo che è importante che il genitore sia attento al disegno, anche al colore che usa. I colori possono essere tenui, colore pastello, chiari, e questo dimostra la sensibilità del bambino. Oppure possono essere tinte forti, accese, e questo dimostra il sentimento, ma anche potrebbe essere l'aggressività. È opportuno tenere questo in grande considerazione. Crotti poi dà una classificazione, spiega perché il bambino inconsciamente sceglie un colore piuttosto che un altro. E io un po' riprendendo questo testo vi posso dire che lei definisce il blu come il colore della calma, della serenità, della non competizione, è un colore dell'intesa. Come il verde invece definisce la quiete, il riposo, la soddisfazione, quindi anche la ricerca di questa quiete, di questo riposo. Se il verde è dominante, cioè se disegna in verde anche ciò che in verde in natura non è, allora c'è il rischio della pigrizia, dell'inibizione e potrebbe essere anche della ribellione. Il colore rosso invece è dell'attività, della vivacità, dell'energia, del coraggio. Ma se è dominante, se è molto ricorrente, oltre a segnalare esuberanza, potrebbe essere segno di aggressività, di violenza e di eccitabilità. Il giallo, che tutti noi sappiamo essere il segno dell'intelligenza, per cui voi già saprete che si consiglia la presenza di giallo, di pareti gialle, per esempio nei ragazzi, negli studiosi, proprio perché sollecita la concentrazione, stimola l'intelligenza. Ecco qui dimostra dinamismo, intuizione, ma se è dominante, Crotti dice, può indicare un difficile rapporto con la figura paterna. Quindi attenzione. Il marrone, che è un colore abbastanza strano, indica prudenza, piedi per terra. Se il marrone è un colore dominante, è da fare attenzione perché in questo caso il bambino potrebbe essere gravato di eccesso di responsabilità rispetto alla sua età.
Il nero poi alla fine indica ricca interiorità, è un modo di interiorizzare, di guardarsi dentro, ma può anche indicare paura, ansia, riservatezza, pudore, malinconia. In questo caso è opportuno tenere sotto controllo l'emotività del bambino. Potrebbe presentare degli squilibri senza ci fossero dei motivi particolari. Ritornando alla figura umana, il bambino, come ho detto, cerca con la figura umana di rappresentare se stesso. I particolari del viso vengono aggiunti a questa forma circolare che rappresenta il volto in età successiva e possono venire enfatizzati a seconda dell'importanza che il bambino dà a questo. E anche qui ci sono delle indicazioni precise. Gli occhi mettono in luce la forza e la vitalità che il bambino pone nel rapporto con gli altri. La bocca, la nutrizione. I denti possono essere il simbolo di rabbia, ricordate un po' come i cani ti mostrano i denti. Le orecchie, il bisogno di ascoltare. Barba e baffi significano forza ed esuberanza. Ecco, con questo io ho voluto un po' completare la descrizione che il bambino fa col crescere appunto dell'età, qui stiamo parlando di 4-5 anni, dallo scarabocchio al disegno. Con questo io chiudo l'incontro, saluto tutti i telespettatori, i radioascoltatori e ritornerò la prossima settimana parlandovi invece della grafologia in modo più specifico e della storia della grafologia. Un saluto a tutti, buongiorno da Radio Conegliano, Veneto Globe. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.